Domenica pomeriggio la squadra di Marco Coppa, che sarà assente per scontare un turno di squalifica, è ospite del capolista ed imbattuto Trapani. Sulla carta sembrerebbe una gara dal risultato già scontato, ma nel calcio può succedere di tutto. Molto dipende dalla tempera e dalla reazione dei calciatori biancazzurri, che hanno inghiottito amaramente l'onda della sconfitta subita malamente all'Esseneto con il Ragusa. La squadra biancazzurra, dopo i diversi addii di calciomercato, ha ringiovanito i propri ranchi, perdendo in esperienza, ma la gioventù talvolta è davvero imprevedibile. Da sottolineare che il prossimo mercoledì 31 gennaio si dovrà giocare per la 25esima di campionato all'Esseneto contro il Castrovillari. Si tratta della terza gara in 8 giorni. Ritornando invece alla gara di domenica pomeriggio al provinciale, il match Trapani-Agregas sarà diretto da Davide Matina di Palermo, assistente Jorge Mititelu di Torino e Mattia Bettani di Treviglio. Nella gara di andata a decidere la sfida è stato un calcio di rigore trasformato dal Granata Cocco. Il Trapani ha un rollino di marcia eccezionale. Basta ricordare che su 20 gare giocate sinora ha conquistato 56 punti, conseguenza di 18 vittorie, 2 soli pari e 0 sconfitte, risultando l'unica squadra imbattuta d'Italia dalla Serie A alla Serie D. E concludiamo con un'ultima novità in casa Acregas. L'imprenditore Diego Russello, con una nota, sottolinea di essere pronto a rilevare la società biancazzurra. Ho dato mandato ai miei consulenti svizzeri di concordare con il ragioniere Burgio Salvatore di Agrigento, si legge nella nota, di esplorare la situazione attuale della società che detiene la proprietà della squadra di calcio Acregas per valutare la possibilità di acquisire il 100% delle quote. Sarà questo il momento della svolta? Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.